La cerimonia solenne per la consacrazione a vescovo avverrà in maggio, prima di Pentecoste. Vittorio Veneto è pronto a dare il benvenuto al suo nuovo pastore, Don Riccardo Battocchio, 63 anni, nato a Bassano del Grappa ma cresciuto a Felette di Romano de Zelino all'interno della diocesi di Padova. Ed è qui che è arrivato l'annuncio della sua nomina a vescovo. L'incarico alla guida della diocesi di Vittorio Veneto era atteso dallo scorso 30 dicembre, quando il Papa ha accettato le dimissioni di Monsignor Corrado Pizziolo per raggiunti limiti d'età. Don Riccardo, a Padova dal 2004 al 2013, era stato direttore della Biblioteca Vescovile ed è attualmente rettore dell'Almo Collegio Capranica di Roma. L'annuncio ai prelati è stato dato dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Viviamo questa occasione come l'occasione per fare un dono ad un'altra chiesa sorella con la quale siamo uniti e siamo già affratellati. Lo facciamo certamente riconoscendo che noi veniamo in qualche modo privati, ma proprio perché il dono è prezioso lo facciamo con tutto il cuore e siamo certi di offrire alla Chiesa di Vittorio Veneto una persona degna di questo servizio, molto capace di ascolto, molto preparato anche dal punto di vista teologico e pastorale. E credo che, come ho potuto dire un attimo fa, sia un dono che sarà senz'altro accolto e apprezzato. In cambio chiediamo una preghiera. Una nomina che arriva in giorni molto delicati per la salute del Santo Padre. Il vescovo Cipolla rivolge un pensiero e un invito a tutti i fedeli a pregare per il Papa, che in questi giorni così difficili ha donato alla Chiesa di Vittorio Veneto un nuovo vescovo. Tutti i cristiani, sollecitati anche dalla comunicazione così intensa che viene fatta e così particolareggiata, siano istintivamente portati a dire una preghiera. E noi manifestiamo tutti tanta vicinanza, affetto, così comprensione, come se fosse appunto un familiare, e vogliamo dirgli che gli siamo vicini.